Casale, il comune più interessato alla piena del Sile, ruspa, teli e sabbia per proteggere alcune abitazioni dello storico Porticciolo. A Silea cittadini sorpresi, Sile in piena mentre nessuna allerta per il melma. 8-9 centimetri d'acqua caduti in 48 ore hanno imposto l'utilizzo di idrovore nell'area a ridosso del Monticano, ma soprattutto l'apertura dei bacini di laminazione che hanno salvato Castelfranco. Poche ore cesserà la pioggia, ma sono in arrivo, spiega il generale Iannicelli, temperature glaciali che arriveranno sabato a meno 4 gradi. La scossa con epicentro nel territorio comunale di Possagno è stata di magnitudo 2,4 su scala Richter a una profondità di 8 chilometri. Un automobilista travolto ed ucciso lungo il terraglio a Preganziolo, un asino, senza poi fermarsi a dare l'allarme a un cittadino di passaggio che ha allertato i carabinieri. Si chiude il 2023 con un 0,8%, un segno positivo ma debole, spiega Dania Sartorato. Un netto miglioramento ci dovrebbe essere nel secondo semestre del 2024. Abbassa definitivamente le serrande lo storico caso Indi Monastier. Dino Bastianon lascia l'attività dopo oltre 50 anni, lascio con un nodo alla gola. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Dunque questi titoli li avete sentiti, in primo piano ovviamente il maltempo che ha colpito la Marca negli ultimi giorni. Andiamo subito, perché lo vedo nello schermo, il nostro Lucio Zanato che si trova a Casale. Lucio, buonasera. Buonasera Daniela, buonasera ai telespettatori di Antenna 3, mi trovo a Casale, mi trovo in via San Nicolò al Porticciolo, sono con l'assessore alla protezione civile Stefano Lucarelli, siamo qui perché diamo le ultime novità per quanto riguarda questo Sile che è cresciuto enormemente la notte scorsa fino a far toccare sostanzialmente quasi diciamo ad entrare in qualche casa. Alle nostre spalle abbiamo la sabbia, però rispetto a oggi che siamo venuti intorno alle 14 veramente si è abbassato il livello. Allora a che punto siamo con l'acqua? Allora, attualmente il livello dell'acqua è a 160 cm secondo la metrica e quindi è sceso di circa 25 cm rispetto agli ultimi rilevamenti dove l'acqua veramente era alta. E quindi diciamo sta scendendo costantemente, quindi allarme è rientrato di fatto? Sì, attualmente insomma siamo sempre vigili, però sembra che l'acqua stia defluendo verso il mare e quindi sta scendendo velocemente. Adesso attendiamo che ritorni ai livelli insomma preallerta. Ecco, secondo lei è una questione di marea o di venti? Perché è talmente anomala questa cosa? Attualmente questo è il motivo da cui è scaturito questa esondazione sarà oggetto di discussione nella prossima settimana, appunto in un tavolo dove vedrà attiva il nostro sindaco e i sindaci di Silea, di Casiere e il Genio Civile di Treviso. Ecco, proprio perché ha citato i sindaci, andiamo a vedere il primo servizio che abbiamo preparato con le immagini del sindaco di Casale, il sindaco Golisciani, che con gli stivali ai piedi oggi è andata a vedere com'era la situazione, ma soprattutto come stavano i cittadini. Allora sentite che cosa abbiamo raccontato per voi. Mai visto in 2 giorni salire l'acqua del fiume così. Eh sì, io il fiume lo navigo da tanto tempo. Da quanti anni? Da 63 anni. Un fenomeno che ha sorpreso tutti, quello della piena del Sile delle ultime ore, e che ha messo in difficoltà diverse località lungo le sue sponde. Il punto più difficile è qui, sullo storico Porticciolo di Casale, dove ieri sera ruspa, teli e soprattutto tanta sabbia hanno protetto questa casa. Ma è tuttavia San Nicolò ad essersela vista brutta quando lo storico idrometro del Passo Barca è arrivato a livello di guardia. Nel 2013 è andata a 2,40. Ma ascolta, ma in media quant'è? Cioè quando è normale? Ah, quando non è in piena è normale, sai che va su 1,10, 1,20. Ah, 1,10, 1,20, 1,10, 1,20. Quindi è tanto che è andata su. Incontriamo il volto storico della navigazione sul Sile con il sindaco Stefania Golisciani, che da ieri si muove con gli stivali per seguire l'evolversi della situazione, ma soprattutto i suoi cittadini. È già la prima volta che capita o no? A me? Ma scherzi, da quando che sono nata che abito qua? È acqua che deve sempre venire su. Sempre? Cioè così come stavolta, già ero diversi anni, ma se no.
Un'anomalia che ha spiazzato tutte le comunità del Basso Sile, ad iniziare da Silea. Nessuno si aspettava infatti che il fiume arrivasse in 48 ore a coprire completamente le pensiline del passo barca di Cendon. Del resto qui si guarda invece subito il fiume in centro al paese, che da sempre fa da spia per l'allerta acqua. Non vi aspettavate una cosa di questo genere? No, assolutamente, perché di solito nelle emergenze, appunto per le precipitazioni, le emergenze idrauliche, teniamo d'occhio il Melma, che è il nostro affluente del Sile, che passa per il centro del paese, per via Roma, e solitamente appunto raggiunge livelli di guardia con le ultime precipitazioni. Invece stavolta appunto ha defluito normalmente, invece chi ci ha creato problemi è stato il Sile, in special modo nel porticciolo di Cendon. Ecco, è un'anomalia secondo lei determinata da cosa? La novità è stata questa, non tanto il fatto delle precipitazioni, perché avremo l'influsso sull'affluente del Sile, ovvero il Melma, ma sulle maree che probabilmente influenzano proprio quello che è il decorso del fiume Sile verso il mare, e anche l'influenza sicuramente del vento, dello scirocco. Allora, dicevamo influenza del vento, dello scirocco, influenza anche della marea, ma soprattutto questa anomalia di questi fiumi che dovevano essere pieni, in realtà il Sile si è riempito. Allora di questo cosa fare? Bisogna trarre delle conclusioni, soprattutto prevenire invece di curare come adesso. Assolutamente, e in effetti gli enti preposti, come già le ho anticipato prima, si incontreranno nei prossimi giorni proprio per capire le reali motivazioni per cui il Sile si è alzato in questi giorni. Insomma. Quindi vi troverete voi comune di Casale con il comune di Silea, il comune di Casier e il Genio Civile di Treviso. Ecco, un'altra cosa importante di gestione per quanto riguarda, diciamo così, la gestione delle acque sono i bacini di laminazione. Voi come amministrazione come vedete questo tipo di strutture? Insomma, i bacini di laminazione hanno dimostrato di essere efficaci nel territorio veneto, insomma si sa che il territorio nel Veneto ne sono stati realizzati molti e hanno dato una grossa mano quando poi si è trattato di gestire le emergenze simili a questa, e quindi insomma speriamo di proseguire su questa strada. Ecco, in effetti devo dire che ad esempio se qui i canali erano sostanzialmente vuoti, ad esempio l'Avenale invece nella zona di Riese e di Castelfranco era pieno, e allora lì hanno aperto la scorsa notte il bacino di laminazione di Riese Pio X. Andiamo a vedere cosa ci ha raccontato il presidente del Consorzio Piave, appunto, che ha gestito quest'acqua e ha evitato grossi problemi a Castelfranco. Se non ci fosse la possibilità di svasare in questa cassa, evidentemente Castelfranco in particolare, come diceva prima Piazza Giorgione, sarebbe sicuramente allagata. Ancora una volta la soluzione dei bacini di laminazione ha evitato danni alle comunità. In questo caso l'invaso di Riese, che da ieri ha raccolto migliaia di metri cubi deviati dall'Avenale. Ma non è l'unico bacino in opera. Sono diverse le zone in tutta la Marca che beneficiano di queste grandi vasche. Ma per garantire maggior sicurezza bisogna far crescere il numero di possibili invasi in più punti del sistema idrico della Marca, soprattutto dopo l'esperienza di queste ultime 48 ore. 2 giorni, 9 centimetri d'acqua, siamo andati già in difficoltà. Non è un problema? Diciamo che siamo nella stagione invernale. La campagna è spoglia, e il terreno è bagnato, perciò tutta l'acqua che cade finisce immediatamente nei corsi d'acqua, e questo evidentemente ci mette in difficoltà, perché 80 mm in 2 giorni sono una pioggia consistente. Noi allora riusciamo a tenere 80 mm, 8 cm, se dovessimo andare un po' più in su, che cosa dobbiamo pensare? Che bisogna fare altri bacini? Sicuramente avendo altri volumi da invasare è una cosa importante e significativa, e ci consentirebbe di essere un po' più tranquilli. Bisogna dire insomma che il Consorzio Piave ha gestito in maniera eccelsa l'acqua, evitando a Castelfranco dei problemi, ma poi ha gestito tante altre aree, ad esempio l'idrovore nella zona verso il Livenza e il Monticano, tanto per intenderci insomma che il tema dell'acqua è un tema molto importante, e soprattutto gli uomini che gestiscono l'acqua. E se al Consorzio Piave ci sono state oltre 20 persone 24 ore su 24 a gestire questa emergenza, voi quante persone avevate qui stanotte? Stanotte c'erano 6 volontari della Protezione Civile, e poi c'ero anch'io e la ditta appunto che ci ha aiutato a
A mettere la sabbia. Esatto. Vi dico questo perché mentre andava il servizio è venuta fuori la signora che abita proprio in questa abitazione per ringraziare, ha mandato un messaggio alla protezione civile, domani andrà a trovare il sindaco perché il pronto intervento di questa notte con la sabbia e con il telo ha impedito all'acqua di entrare, quindi plauso insomma al lavoro anche se in notte profonda. Però diciamo che così questa è la situazione, diciamo, ad oggi. Voi che notizie avete per le previsioni? Allora, attualmente le previsioni danno un meteo di entità minore rispetto a quello che si è verificato in questi giorni e le squadre di protezione civile sono comunque attive sul territorio, stanno facendo delle azioni di monitoraggio per verificare che i punti, quelli diciamo sensibili all'innalzamento dell'acqua del Sile, siano in ordine. Avete chiuso comunque il COC? Sì, il COC è chiuso, e però le squadre di protezione civile di Casale sul Sile sono attive fino a domani. Ecco, allora, giusto per capire che le squadre di protezione civile dovranno essere attive anche ben oltre domani, sentiamo cosa ci ha detto il generale Giancarlo Iannicelli sulle prossime ore, sulla nuova perturbazione e soprattutto sul fatto che il prossimo fine settimana farà veramente freddo. Questa ondata critica di maltempo è terminata praticamente perché il motore che alimentava questa situazione, la depressione, si è attenuata, si è allontanata, quindi avremo un miglioramento graduale. Come aveva già previsto nei giorni scorsi, con il pomeriggio sera di domenica per il nostro meteorologo Giancarlo Iannicelli, finisce la pioggia che ha imperversato sulla Marca per il fine settimana della Befana. Anche il vento di scirocco, che avrebbe creato le condizioni di marea e il forte innalzamento del livello del Sile, dovrebbe attenuarsi. I venti hanno avuto qualche rinforzo in questi giorni, ma si vanno ad attenuare e delle prossime ore non sono previsti venti particolarmente forti. Sì, venti da deboli a moderati, ma non dovrebbero creare particolare problema, soprattutto sulla laguna. Tempo in miglioramento quindi, ma non aspettiamoci il sole per domani e martedì, perché il cielo rimarrà coperto. Il miglioramento porterà dei rasserenamenti, questo già da martedì, perché lunedì abbiamo ancora un po' di copertura ma senza fenomeni. I rasserenamenti fanno sì che l'effetto sera delle nubi quindi finisce durante la notte, quindi il terreno che ha accumulato il calore lo disperde velocemente. Temperature si abbassano, andiamo sotto lo zero, saranno gelate diffuse, ma questo è il periodo normale per le gelate, quindi si partirà da -1, -2, -3 gradualmente fino a arrivare a sabato a -4, quindi gelate anche piuttosto forti. Insomma, gelate forti, -4 gradi, quindi protezione civile sempre allerta perché siete pronti col sale. Assolutamente, e non solo la protezione civile ma anche lo stesso comune di Casale sul Sile appunto si è già organizzato con le riserve di sale, quindi è già tutto predisposto per l'eventuale emergenza ghiaccio. Quindi dopo la sabbia, dopo l'acqua e il sale, mi raccomando, se andate per strada, dalla prossima settimana il ghiaccio potrebbe esserci, visto che c'è stata tanta umidità. Io direi che da Casale sul Sile per il momento è tutto. Daniela, a te la linea. Grazie davvero a Lucio Zanato, grazie anche all'assessore per queste ultime novità. Noi andiamo avanti con il telegiornale, parliamo del terremoto perché la terra è tornata a tremare domenica mattina, pochi minuti prima delle 8. La scossa fortunatamente lieve è stata avvertita a Possagno e nei comuni del circondario. Non sono stati segnalati danni a cose o persone. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha emesso una segnalazione di avvenuto terremoto in provincia di Treviso. La scossa con epicentro nel territorio comunale di Possagno è stata di magnitudo 2,4 su scala Richter ad una profondità di 8 chilometri. Ed ora parliamo di commercio. Si chiude il 2023 con un più 0,8%, un segno positivo, spiega Dania Sartorato, presidente dell'Unione Provinciale Confcommercio, ma si tratta di una crescita debole. Un miglioramento ci dovrebbe essere nel secondo semestre del 2024. Con ogni probabilità il secondo semestre del 24 sarà un semestre di deciso miglioramento proprio in vista anche dei mega eventi che attenderanno dalle Olimpiadi, che avranno una ricaduta sicuramente importante nel nostro territorio, allo sviluppo di attività di medio termine, quindi anche guardando un pochettino oltre al 24, cercando di intercettare le nuove tendenze, il turismo che cambia
risponda alle esigenze di un mercato che è in continua evoluzione e con esso un importante cambiamento anche del cliente consumatore finale. Insomma, bisognerà attendere il secondo semestre per poter vedere un netto miglioramento. Per ora tutti i settori, dall'alberghiero alla ristorazione, dall'agenzia di viaggio all'immobiliare, saranno monitorati costantemente. Ma dato positivo, ci spiega Dania Sartorato, rispetto all'impennata degli anni del Covid, sono diminuiti gli acquisti nelle piattaforme online. I cittadini sono tornati nei negozi con acquisti ponderati. Abbiamo più del 60% degli acquisti si effettuano ad oggi direttamente nei negozi, in negozio fisico, nel negozio molto spesso di prossimità, quindi negozi sotto casa o comunque dei negozi anche delle città vicine per curiosare, per visitare le città d'arte che caratterizzano la nostra bellissima provincia e il Veneto in generale. Intanto è iniziata la corsa ai saldi, i primissimi dati sono positivi, i cittadini in questi giorni hanno colto l'occasione per acquistare soprattutto abbigliamento e scarpe. Sono attese buone le vendite in crescita, secondo la stima di Confcommercio nazionale, grazie al taglio delle tasse e del cuneo fiscale per la manovra di bilancio che è ai primi step proprio in questi giorni, è previsto che si liberino le risorse per 6 miliardi di euro che andrebbero in maggiori consumi, quindi una ripresa dei consumi. Territorialmente, a livello di Federmoda, invece i colleghi stimano proprio una crescita possibile delle vendite del 10%. Un segnale incoraggiante che si spera possa continuare con il Carnevale e con San Valentino, momento quest'ultimo che negli ultimi anni ha fatto registrare un aumento nelle vendite. Ed ora la cronaca, incidenti stradali, molti dei quali mortali ma anche gravi fatti di sangue, un aumento di furti. Il 2023 è stato un anno difficile sotto più fronti. Il comandante del reparto operativo dei Carabinieri di Treviso, il tenente colonnello Marco Turrini, ha detto: abbiamo potenziato i controlli su strada grazie anche all'arrivo di nuovi giovani militari. Le parole d'ordine sono repressione e prevenzione. Così i Carabinieri di Treviso si apprestano ad affrontare il nuovo anno in una Marca dove si è registrato un aumento degli atti predatori, ma anche alcuni gravi fatti di sangue. L'ultimo, quello del femminicidio di Vanessa Ballan. L'intervento immediato dei militari ha portato all'arresto del 41enne kosovaro accusato di aver ucciso la giovane mamma. L'arrivo nella nostra provincia di giovani nuovi carabinieri ha consentito anche di potenziare maggiormente i controlli sulle strade della nostra provincia. 140.000 controlli del territorio, quindi tra persone e mezzi controllati, sono una cifra importante. È una cifra che contiene un database per noi di informazioni molto importante, perché ci consente proprio di avere un monitoraggio sul territorio, non solo in tempo reale, ma poi questo è una base per la nostra analisi e per poter cercare appunto di comprendere come si muovono questi malfattori. Rimane fondamentale la collaborazione dei cittadini. Assolutamente, anche nei mesi scorsi sono state svariate proprio le attività operate dalle nostre stazioni presenti sul territorio, ma anche dai nostri radiomobili, no? Le nostre gazzelle, le autoradio che intervengono, diciamo, al nostro pronto intervento. La collaborazione dei cittadini è stata fondamentale, ci ha consentito molto spesso appunto di operare degli arresti in flagranza, ma anche di ricavare delle segnalazioni che poi messe incrociate ci hanno consentito poi di risalire agli autori di numerosi reati. Non è un compito facile, i furti in abitazione sono sicuramente una nostra priorità ed è una priorità a livello nazionale per l'Arma dei Carabinieri e per tutte le forze di polizia, ma noi sentiamo ovviamente questo impegno, questo dovere nei confronti ovviamente delle comunità trevigiane, di chi si sente violato in quella che è la sua sfera più intima. L'Arma, non solo a Treviso ma a livello nazionale, guarda sempre più alla tecnologia. Lo sforzo nell'Arma, non solo a Treviso ma in ambito nazionale, è anche uno sforzo proprio tecnologico volto e finalizzato proprio a implementare anche nuove tecnologie, nuove modalità che possano dare un aiuto ovviamente nelle attività di indagini. Ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità.
Siamo tornati nuovamente in studio, sempre con la cronaca. Travolto ed ucciso un asino, poi l'automobilista è fuggito senza fermarsi. È accaduto la notte scorsa verso le 3 a San Trovaso di Preganziola. A segnalare l'animale morto sulla carreggiata un automobilista di passaggio che ha allertato i carabinieri. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei militari dell'Arma insieme al personale veterinario. Dai primi accertamenti l'animale è risultato sprovvisto di microchip. Sul posto anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della strada. Cambiamo ora argomento: premiare chi è al volante da almeno 20 anni e non ha mai fatto infrazioni o avuto incidenti. A istituirlo l'Automobile Club di Treviso, che ha insignito ad una decina di automobilisti il titolo di pioniere della guida. Un premio per chi, nonostante gli anni, al volante si è sempre comportato bene. Sono i pionieri della guida, un attestato che l'Automobile Club di Treviso ha voluto consegnare a chi da oltre 20 anni non ha commesso infrazioni al codice della strada. Una premiazione all'interno della seconda edizione di Mobilità Consapevole, un momento di confronto sulla sicurezza stradale, ma anche la consapevolezza stradale fatta non solo di formazione per i neopatentati e aggiornamento per chi sta al volante da decenni, ma soprattutto la coscienza verso gli altri conducenti, siano essi automobilisti, motociclisti o anche semplici ciclisti o pedoni. Iniziativa che ha ad oggetto una tavola rotonda sulla mobilità consapevole, quindi la consapevolezza quando ci si mette alla guida. Abbiamo avuto la partecipazione di tutti i componenti della Commissione Mobilità, tutti hanno contribuito a dare delle pillole di saggezza e consapevolezza, oserei dire, per quanto riguarda la condotta nella circolazione stradale. Al tavolo dei relatori la provincia e il comune di Treviso, la polizia stradale, i carabinieri, la polizia locale, fino ad arrivare all'ufficio scolastico provinciale con i ragazzi della consulta degli studenti. Ennesima occasione per ribadire anche con un premio che si deve sempre essere corretti sulla strada. È anche l'occasione non solo di poter parlare di sicurezza e di guida consapevole, ma anche per premiare gli automobilisti che si sono comportati in maniera corretta in questi anni, e quindi chi deve, diciamo, fare da testimone a queste situazioni legate alla sicurezza stradale. La sua storia ha fatto il giro d'Italia dopo che l'avevamo raccontata nell'agosto scorso. Oggi Gianni Donadel, per tutti il nonno robot, ha aggiornato alcuni dei suoi microchip che tiene sotto la pelle. Questa è una piccola cassaforte che usiamo in ufficio per mettere dentro degli apparati particolari, e anche in questo caso io potrei aprirla con un badge normale, oppure semplicemente, una volta armata, avvicino la mano che appunto contiene uno di questi due microchip qui. Questa qui sarebbe l'alternativa. Questa tessera qui ha dentro lo stesso codice di questa, per cui avvicinando la mano si apre, e anche qua senza portarmi appresso niente. Continua ad aggiornare le sue applicazioni Gianni Donadel, da tutti ormai conosciuto come il cybernonno o il nonno robot. La sua storia, che vi abbiamo raccontato nell'agosto scorso, ha fatto il giro d'Italia. Gianni è stato tra i primi, forse il primo nel paese, a farsi installare sotto pelle dei microchip con cui, per esempio, paga anche alla cassa. Recente l'upgrade della carta di credito. Un mese e mezzo fa ho dovuto sostituirlo. Normalmente non è una cosa che succeda, ma siccome questa ha a tutti gli effetti una sperimentazione, la prima versione aveva un problema di saldature fra il chip e l'antenna e cominciava a avere difficoltà di lettura. Questa è la carta di credito. Questa è la carta di credito, qui serve un intervento di un medico, e tra l'altro l'estrazione è stata veramente pesante, perché ci ha impiegato 45 minuti, perché il materiale è talmente biocompatibile che il corpo lo ha proprio assorbito completamente, quindi 45 minuti per estrarlo e 20 secondi per inserire il nuovo. È stato doloroso. Diciamo c'era l'anestesia in questo caso. Prossimo aggiornamento nel 2029, ma per Gianni la sua passione per la tecnologia ha anche altre finalità. Verrà messo sotto pelle e ai fini medici, ovvero sia lo scopo principale è di rilevare il livello di glucosio, quindi tenere sotto controllo la glicemia. È un laser che emette una luce, esatto, quello lì, emette una luce e rileva i livelli di glucosio, ma anche battito cardiaco, temperatura corporea e livello di ossigenazione del sangue.
Ed ora andiamo invece a Treviso in città, parcheggio interrato di Piazza Vittoria. L'idea del referendum è solo demagogia per l'ex consigliere comunale Sbarra, che chiede più chiarezza all'amministrazione comunale su un'opera di quella portata. Mi pongo una domanda: per quale motivo questa amministrazione si è incaponita con quel parcheggio? Perché si possono trovare alternative più economiche e meno invadenti per la città. La domanda dell'ex consigliere Giampaolo Sbarra, esponente storico della sinistra trevigiana, è indirizzata dritta all'amministrazione di Mario Conte. È quello il nodo da chiarire, dice, rispetto al progetto del parco interrato di Piazza Vittoria. Quanto all'ipotesi referendum, la rispedisce subito al mittente. Io penso che il referendum in realtà non si possa fare per vari motivi. Primo, perché non c'è un regolamento, quindi non si può neanche chiedere con petizione popolare un referendum, perché non c'è il regolamento. Non l'hanno fatto Gentilini, non l'ha fatto il tempo di Gobbo, non l'ha fatto il tempo di Manildo, non l'ha fatto Conte, quindi chiedere un referendum è pura demagogia. Del resto il sindaco non lo farà di sua iniziativa, perché dice: mi hanno eletto con questo programma dove c'era il parcheggio. L'opposizione non è in grado, perché la si vede molto debole, di realizzare un referendum autonomo, e quindi bisogna scegliere altre strade. Sbarra non fa dunque sconti a nessuno, maggioranza e minoranze. Occorre tornare, dice, sui giusti binari. La prima strada fondamentale è l'informazione, quella vera, quella seria, quella trasparente, che oggi non c'è e non l'ha fatta nessuno. Chiaro che ci saranno tutte le carte in regola, io immagino, non so perché io le cose non le ho seguite dall'interno. Credo che qualcuno dovrebbe però portare anche all'esterno le informazioni. Il problema delle penali, il problema del contratto, del rapporto con l'azienda, con chi gestirà, ci sono tante cose che noi dobbiamo chiarire. Chiarezza la possono fare tanto l'amministrazione che i consiglieri di opposizione, dice. Perché quello è il mestiere anche dei consiglieri comunali, portare al di fuori delle istituzioni le informazioni, perché è vero che i cittadini votano, però hanno anche il diritto di essere informati passo passo e quindi anche di seguire questi lavori se e quando cominceranno. Però la domanda resta iniziale: perché ci si è incaponiti con questo parcheggio? Novità sul caso del centro di raccolta rifiuti di Pederoba, che Contarina ha intenzione di chiudere dopo la protesta dei cittadini. Ora il sindaco Turato a prendere posizione. Io devo difendere quelli che sono i servizi dei miei cittadini. Si schiera con i cittadini il sindaco Turato, pronto a difendere sino all'ultimo il centro di raccolta rifiuti di Pederoba. Voi siete stati diverse volte in Contarina, qual è stata la risposta? La risposta è univoca, è sempre quella: signor sindaco, dobbiamo avere solo un CERD per comune. Per questo è pronto a scendere nuovamente a Lovadina per incontrare la direzione di Contarina, portandosi però questa volta tutta la cittadinanza al seguito. La disputa riguarda la scelta dell'azienda di raccolta e trattamento rifiuti della Destra Piave di riorganizzare i centri di raccolta, tenendone aperto uno solo per comune. Così si è deciso di chiudere Pederoba per potenziare quello di Covolo Levada, mettendo però in difficoltà parte della comunità, costretta ad attraversare la Feltrina con macchine e carrelli carichi di ingombranti oramaglie. Da qui la richiesta a Contarina di rivedere la decisione. E speriamo di raggiungere l'obiettivo, cioè mantenere questo servizio all'interno della frazione di Pederoba. Abbassa definitivamente le serrande, lo storico casoin di Monastier. Dino Bastianon lascia l'attività dopo oltre 50 anni. Lascio con un nodo alla gola la sindaca, perdiamo una colonna portante della nostra comunità. Caro Dino, te sarà famoso per il futuro, per il tuo servizio, per i Guinness e anche per le foto su il muro. E per una roba grande e anche bella, a to gustosa mortadea. Grazie Dino. Una lettera anonima recapitata in comune a Monastier per ringraziare Dino Bastianon, storico casoin del paese. 80 anni compiuti lo scorso luglio, ha deciso di chiudere definitivamente l'attività dopo ben 115 anni di storia alle spalle, da sempre dietro al bancone con la moglie Agnese. Sono sempre stato io il banco, perché ho cominciato a 15 anni, mio papà ha detto: non vuoi studiare? Va bene, ti mando io un posto. Mi ha mandato a San Giuseppe in bicicletta da un amico di mio papà che aveva il negozio alimentari, a imparare, perché a casa ti impari ma non tutto. Facevo 25 e 50 chilometri
di strada. Appassionato di moto, campione italiano di gincane, Dino Bastianone è colonna portante della comunità di Monastier. Si deve a lui infatti l'istituzione della Proloco paesana e tante attività dedicate agli altri, primo fra tutti il servizio dietro al suo bancone per l'immancabile mortadella tanto amata dai clienti. Una decisione sofferta, quella di abbassare le serrande. Ho avuto un problema, mangiando troppo e bene si sono stroppate le vene del cuore. Che cosa prova a chiudere le serrande di questo locale? Non so, una cosa qui, un gruppo, parlando in diretto. L'attività, benché chiusa, continua ad avere via vai di amici che vengono a salutare Dino per gli ultimi giorni dietro il bancone e in mezzo agli scaffali ormai vuoti. Un po' di tristezza perché sono abituata che da quando sono piccola che c'è il negozio aperto, che dormivo anche negli scaffali con la carrozzina, che la nonna mi portava con la carrozzina, poi correvo in bicicletta, li aiutavo a fare la spesa. Un dispiacere collettivo, la chiusura di un locale che ha tanta storia ancora da raccontare, tra vecchie carte, lire e foto di incontri e di chi, passato di lì a fare la spesa, ora non c'è più. È segno dei tempi perché appunto prima i centri commerciali e poi l'e-commerce producono anche queste perdite. Non perdiamo Dino, lo avremo comunque perché lui fa parte della nostra comunità, però questo appunto era una porta sempre aperta. La pioggia di questo fine settimana, come si poteva vedere anche oggi pomeriggio sulle nostre montagne, è diventata neve, quasi una rarità in tempi di siccità e cambiamenti climatici, che è ancora più evidente se guardiamo al passato, come facciamo questa sera nella consueta rubrica dedicata alla nostra storia, con un servizio del telegiornale del 7 gennaio del 1986 che ci racconta la disavventura di una coppia sul Monte Grappa. Così si presentavano domenica le nostre montagne viste dalla pianura, cielo terso e sole splendente, neve luminosa, l'ideale per trascorrere gli ultimi giorni di vacanza. Così la pensavano anche i coniugi Bertella, padovani, partiti alla volta di San Giovanni, una piccola località sulla massicciata del Grappa, ma non pensavano certo a trascorrere un weekend di paura. Con quel vento, con quella neve che c'era, alle 3:30 che abbiamo deciso di partire, ci siamo bloccati dopo 1 chilometro con la macchina e con tanta fatica abbiamo cercato di venire giù a Camposolagna, che è qui, praticamente per comunicare quello che era successo, e non è stato possibile perché ci mancava le forze, perché il vento era forte, la neve, il freddo. L'imprevisto si era accanito sugli sventurati coniugi, Pietro Bertella e Ada Callegari, entrambi di 49 anni, non sapevano più cosa fare. Raggiungere il paese, impossibile, l'unica era ritornare nella villetta. Con molta difficoltà, abbiamo sofferto moltissimo, abbiamo preso tanto freddo, ci mancava le forze, ormai eravamo proprio alla fine di tutte le forze che una persona può avere, e con molta difficoltà, come ripeto, siamo arrivati dalle 4 del pomeriggio che eravamo sulla strada fino siamo rientrati in casa che era le 8:45. Stremati, i due riescono a raggiungere la casa, vi rimarranno fino a questa mattina. E la cosa più bella quando che abbiamo visti, che abbiamo incontrato, che abbiamo visto stamattina gente, si è aperto proprio tutta la speranza e anche praticamente si è sollevato dalla fatica che ancora si incontrava anche stamattina, anche se era giorno, perché appunto per tanta neve che c'era. I vigili del fuoco di Bassano, impossibilitati a raggiungere la sventurata coppia, hanno dovuto richiedere l'intervento dell'elicottero messo a disposizione della regione per interventi particolari, tipo il nostro, e grazie all'elicottero i coniugi Bertella hanno potuto raggiungere la valle. Un'esperienza drammatica, a lieto fine, un monito a chi prende la montagna con troppo entusiasmo. Ed ora andiamo a Valdobbiadene, dove vi facciamo vedere il presepe artistico che continua a stupire in Villa dei Cedri, dove si punta a superare le 10.000 presenze dello scorso anno.
Benvenuti a Valdobbiadene, a Villa dei Cedri. Qui c'è un presepe che si attraversa. E siamo arrivati alla rubrica Il tuo presepe. Questa sera vediamo le creazioni di Mirko Morao di Spresiano, il presepe allestito all'ospedale Cafoncello di Treviso, poi le natività di Sandrina Marini di Spercenigo, di San Biagio di Callalta, Tato Piccolo di Casale sul Sile e Tiziana Mosconi di Negrisia di Ponte di Piave. E siamo arrivati davvero al termine di questa edizione del nostro telegiornale. Vi lascio ovviamente alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. L'Italia continua ad essere inglobata in una circolazione depressionaria, tuttavia il tempo sarà più asciutto. Il dettaglio di lunedì 8 gennaio. Sul Veneto inizio di settimana con molte nubi, con cielo in prevalenza nuvoloso ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico su litorale e pianure orientali tendenza a schiarite dalla serata. Temperature in lieve calo, minime tra 1 e 4 gradi, massime tra 6 e 8 all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Il cielo sarà a tratti nuvoloso o anche coperto, ma come ci mostra la grafica con ampie schiarite, soprattutto nelle ore pomeridiane. Temperature minime tra 1 e 3 gradi, massime sui 6-8 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo molte nubi e cielo parzialmente soleggiato. Sarà ancora molto ventoso. Temperature minime tra 3 e meno 3 gradi, massime sugli 8-9 all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia.
Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato, a Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.